Sì, oggi è una giornata significativa perché in un'unica circostanza abbiamo visto cittadini che si sono ribellati al pizzo e che quindi hanno denunciato, abbiamo visto le forze dell'ordine impegnati, una scuola, la magistratura. Questa è la società civile che deve contrastare efficacemente il fenomeno mafioso, in più con il riconoscimento a una vittima di mafia che è il maresciallo Agosta. Un momento di legalità importante e significativo svolto con i giovani, con gli studenti. Questo è quello che vogliamo come istituzione, coinvolgere i giovani e gli studenti lungo un percorso di legalità. Partiamo dai ragazzi. Mi auguro vivamente che l'esempio che oggi i nostri studenti presenti a distanza hanno potuto vivere possa essere effettivamente una concreta ispirazione per essere partigiani, etici e morali nella società.